Ci troviamo con gli allievi del masterclass del maestro Marcello Lippi, il terzo masterclass che il maestro svolge presso la nostra struttura di Sicilia Opera Academy, e mi trovo qui per l'esattezza con Ester Andaloro, un soprano. Ester, questo per te è già il secondo masterclass che frequenti con il maestro Lippi. Prima però di chiederti quali sono le tue impressioni su questo masterclass e sul maestro, parliamo un po' di te. Allora, Ester è una cantante di origini palermitana, cioè tu nasci a Palermo, però poi adesso allo stato attuale vivi a Caltanissetta. Sono tornata. Sei tornata perché per tanti anni hai vissuto al nord Italia, hai vissuto a Treviso, a Genova e anche a Roma, ecco, anche al centro Italia quindi. Per 10 anni addirittura, quindi conosci molto bene la realtà musicale anche di altre regioni del nostro bel paese. E adesso sei tornata qui in Sicilia. Ester, allora tu sei nota al pubblico e la critica ti ha definito come la Nedda nazionale. Perché questo? Perché hai fatto tantissime recite dei pagliacci, compreso le generali, mi pare che siano 24, Sì, giusto? esattamente. E il tuo ruolo è stato molto apprezzato anche per le tue, ovviamente indiscusse capacità attoriali, ma per la tua fisicità, per la tua capacità di rendere questo personaggio molto, Sì, vivido, molto vivido. Parlacene. assolutamente. Ma è stata un'esperienza splendida. Innanzitutto io amo i personaggi di grande carattere. Perdonate il mal di gola, ma ci sta pure. I personaggi di grande carattere ovviamente mi coinvolgono, non soltanto per una sfida prettamente vocale, quale ogni ruolo è, perché chiaramente l'impegno con uno spartito importante da prima donna ti comporta anche un certo impegno a livello vocale, ma a me interessano i personaggi che hanno un certo spessore caratteriale, che abbiano anche tanta grinta, insomma un po' che mi somigliano. Ho avuto modo di conoscere Esther in questi giorni e devo dire che le tue parole sono proprio autentiche perché sei una persona grintosa dal carattere molto, molto forte, però devo dire molto simpatica e abbiamo anche fatto amicizia in questi giorni. È un piacere averti avuto qui. Eh, Esther, però ovviamente tu non hai debuttato solo i Pagliacci, ma anche Paride ed Elena, Sì, anche la Bohème e tanti altri ruoli sì. in tanti teatri d'Italia, Pisa, infatti conoscevi anche già il Il maestro maestro Lippi, Lippi, Livorno, Brescia, Como, Cremona, Cremona, ma sarebbe Varese. un lunghissimo elenco, neanche a citarli tutti, ma proprio davvero tanti. Una domanda, qual è quel personaggio che non ti è ancora stata data la possibilità, l'opportunità di interpretare sul palco e che tu ti senti pronta appunto ad interpretare e che vorresti assolutamente essere, appunto che vorresti essere nel futuro questa eroina, diciamo, dell'opera? A quale personaggio, diciamo, tu pensi? Allora, io sono pronta, attendo Violetta. L'attendo da un paio di anni, il che mi ha assolutamente fatto bene, perché chiaramente l'attesa è fatta di studio, di pazienza, ma anche di maturità del ruolo. Sarei comunque una giovane Violetta, ma mi sento pronta a debuttarla. Cioè sento che è arrivato il momento di indossare questi panni e mi piacerebbe che mi si desse quasi la stessa l'opportunità che ho avuto con Nedda, ossia quella di iniziare una Nedda un po' ragazzina, scanzonata nel 2009 e concludere adesso, ovviamente con un'altra produzione, un'altra regia, una Nedda che viene da 20 recite ed era una Nedda donna, una Nedda non più ragazzina, ma una Nedda eh, che davvero sentiva maggiormente il peso del ruolo. Allora io mi auguro non 24 traviate, ma 1000 traviate.
E questo te lo auguriamo tantissimo anche noi di Sicilia Opera Academy. A proposito di Sicilia Opera Academy, abbiamo detto che sei qui già per la seconda volta in occasione di questo masterclass. Cosa ci puoi dire della tua esperienza con il maestro Lippi e della frequentazione di questi locali? Allora, posso dire un paio di cose. Parto dalla frequentazione del maestro Lippi che, come abbiamo detto, io ho conosciuto in teatro, ma sono rimasta molto sorpresa dal tipo di impegno del maestro, dall'attenzione che dedica ad ogni allievo, con la stessa dolcezza, con la stessa cura e serietà. Io vedo che si dedica a chi magari è ancora alle prime armi, a chi magari invece è già navigato esattamente con la stessa passione. A me è questo quello che maggiormente colpisce del maestro, oltre la sua grande capacità, la sua grandissima professionalità, perché interviene anche tecnicamente, per cui non soltanto noi qui facciamo quello che si fa nei masterclass, ossia l'interpretazione, ma noi ci concentriamo soprattutto sulla sistemazione di alcuni problemi tecnici nei quali incappiamo tutti, ragazzini e navigati. Per cui questo è quello che mi colpisce molto del maestro, il motivo per il quale, se posso, io non manco agli appuntamenti. E poi mi sono ritrovata, senza aspettarmelo all'interno di una struttura splendida, e non parlo a livello fisico perché è una bella villa, ma non è questo, è quello che ho trovato qui che mi ha colpito. Ho trovato delle persone splendide che lavorano col cuore, e allora sembrerà banale, scontato, ma la sensibilità che c'è qui, il modo di lavorare con questa sensibilità, per me è tutto, è famiglia. Grazie Esther, grazie, sei gentilissima, ti aspettiamo a presto. Allora, Alla vienici a prossima. trovare, alla prossima, grazie ancora. Grazie.